Allora, la mia passione è nata a 4 anni, quando ero in montagna, quando ho visto una pista di go-kart sul ghiaccio e ho deciso comunque di andare a provare, anche se l'età minima era 4 anni, e il proprietario mi ha fatto appunto partecipare e provare appunto il mio primo kart. Invece sono passato in una squadra ufficiale di karting a 8 anni, subito dopo la scuola, in un team di Pordenone chiamato The Bull Racing, dove ho iniziato a partecipare ai campionati più seri, tra cui l'italiano e il triveneto. Adesso corro nello Jesolo Race, il reparto corse dello Jesolo Technology Kart, e le gare più importanti che ho fatto sono state l'italiano, dove l'ho fatto 2 volte, e una volta ho fatto il primo classificato e la seconda ho fatto terzo. E poi ho partecipato al mondiale di karting, dove mi sono classificato quarto, appunto, e basta. Dopo ho partecipato al Triveneto e ai regionali. Allora, quando corro mi rinchiudo in me stesso, perché quando metti il casco entri in un altro mondo. E non c'è nessuno che ti può giudicare, che ti può dire di fare questo, di fare l'altro. E diciamo che questo sport mi ha aiutato molto a superare anche delle barriere che c'erano in me, e di alzarmi molto l'autostima, pensando di essere qualcuno e non pensando di essere inutile. Allora, prossimo anno cercherò di qualificarmi almeno terzo al campionato italiano per accedere ai mondiali in Francia. E volevo ringraziare di cuore il presidente Zaia per il messaggio che mi ha scritto su Facebook e per tutti gli incoraggiamenti che mi ha dato. Ai miei coetanei dico, ai ragazzi delle mie età, appunto, di credere nei sogni, di credere nelle passioni, perché certe occasioni ti capitano solo una volta, e dopo, quando magari la perdi, hai solo dei rimpianti.